faccio parte di questo comitato spontaneo sorto nella Valle del Lagno e Malo circa un anno e mezzo fa, composto da un gruppo di cittadini privati scandalizzati, tra virgolette, da questo progetto di autostrada nella Valle del Lagno, soprattutto nel tratto che va da Montecchio a Due Ville. Quindi abbiamo ritenuto e veduto che questo progetto era assolutamente incompatibile e insostenibile con la morfologia e con il territorio della nostra zona. E di qui abbiamo iniziato a cercare, se non altro, non avere l'ambizione di fermare il progetto, ma cercare almeno di informare le persone, i cittadini, a fronte di una totale disinformazione e assoluta carenza di notizie, voluta chiaramente questo grosso deficit. Con questa pedemontana viene creato un bypass da Montecchio fino a Spresiano alla A4 e quindi devierà di fatto un traffico di attraversamento, di scorrimento, ma non di vero servizio per la valle. Ci siamo interessati e documentati su questo tratto perché anche a detta dell'altro comitato storico, che è il Comitato per l'Alternativa Autostrada di Bassano e Spresiano, questo è il tratto più inutile e più costoso in termini ambientali. Sarà di circa 20 km, 18-20 km il tratto da Due Ville a Montecchio, che in termini di economia di scala sembra che i progettisti lo ritengano necessario, in quanto riescono con questo tratto a portare l'autostrada dagli iniziali progetti di 70 km, 90 rotti, 95 totali tuttora, e che consentono, diciamo, di rendere remunerativo il progetto. Siamo nella Val Lugana, dove il tunnel che collegherà l'autostrada pedemontana a Castelgomberto a Malo scorre all'interno di questi promontori contrafforti. Comunque la Val Lugana sarà fortemente condizionata a quest'opera, in quanto sarà costruita una galleria di servizio. È stata venduta e spacciata a livello dell'opinione pubblica come un'opera necessaria per la viabilità della Valle del Lagno, un'opera tanto attesa negli ultimi 30 anni e spacciata in qualche maniera in sostituzione o migliorativa dell'antico progetto del 246, della nuova statale 246, che era tutt'altra cosa. Siamo a Brogliano, allo svincolo per Brogliano, all'altezza di Castelgomberto, dove la pedemontana sale da sud ad est di quel capannone là che è la BM, si gira. Qua verrà costruito il casello di esazione. La più impattante in assoluto è la galleria, quella sotto, che verrà costruita a Monte Palazzo, cioè in bocca a Castelgomberto, e l'uscita a Malo. Per una differenza, un delta di quote tra Castelgomberto e Malo. Malo è più basso sul livello del mare rispetto a Castelgomberto, di circa sembra 50-60 metri, e quindi la galleria correrà in discesa verso Malo per 2/3 del suo tracciato. Questo comporterà che l'espulsione di fumi per necessità proprio fisica e per convezione naturale dei fumi avverrà verso Castelgomberto. C'è il Monte Palazzo, dove appunto la pedemontana imboccherà il Monte Palazzo, diciamo, nella parte ovest del tunnel di 6 km, che poi sfocerà, appunto, sboccherà nella valle a Malo, all'altezza dove abbiamo visto prima della Val Lugana. Viene costruita in trincea e quindi viene scavato ancora di più il territorio, perché per fare le paratie di sostegno di questa autostrada vengono fatte a 45 gradi, viene recintata parte per una questione di sicurezza, e quindi anche, oltre a tutto il resto, rumore, inquinamento, deterioramento anche dei falde acquifere, viene anche creato di fatto un confine lungo la valle, in senso sia trasversale che per lungo. È assolutamente incoerente con le necessità viabilistiche della Valle del Lagno, perché appunto c'è un casello di entrata e uscita a Castelgomberto e l'altro a Montecchio, tutto il resto è chiuso, e quindi le persone che dovranno muoversi da e per fondo e inizio valle dovranno per forza utilizzare la viabilità tuttora esistente e ordinaria. Qui siamo a sud del casello che abbiamo visto prima, all'altezza del comune sempre di Trissino Castelgomberto, in direzione delle riprese dove c'è quel traliccio OML, l'officina meccanica. C'è lo sbocco del tunnel di Sant'Urbano nel territorio di Trissino Montecchio. L'autostrada attraverserà la campagna e quindi la Valle Lagno, interrompendola proprio trasversalmente,
e sottopasserà qui la statale 246, che come vedete sarebbe quella invece più che necessaria da aggiustare e sistemare, al posto invece di costruirci un'autostrada. Attraverserà qui dove ci vedono questi frutteti, subito a sud c'è la chiesa di San Rocco, un insediamento storico del 1600, quindi senza neanche il rispetto del vincolo storico. Si addosserà parallelamente al torrente Agno e la pista ciclabile che è subito dopo questi frutteti, e correrà fino al casello di Castelgomberto. Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla SIS, che è un consiglio che è un consorzio un raggruppamento italo-spagnolo di imprese, contro quello che i pronunciamenti precedenti, anche del TAR, che davano sempre invece per giusta e consolidata l'assegnazione al consorzio italiano, dove c'è anche società pedemontana e in pregilo. Adesso è da vedersi se questa sentenza cosa produrrà in termini pratici, se produrrà, come sembra, anche addirittura un azzeramento della gara e un rifacimento della medesima. Siamo all'altezza di Tezze, di Arzignano, nel territorio comunque rimane ancora di Montecchio confine con Tezze di Arzignano, e dove vedete queste splendide vigne. Qui transiterà l'autostrada che a sud di questi vigneti andrà a staffarsi con la variante della 246, l'attuale tangenziale di Montecchio. Poi sterzerà, vedete dove c'è questa costruzione, questo villino bifamiliare deve essere demolito, perché l'autostrada transiterà proprio sopra questa zona. L'opera, diciamo, più incisiva è questa raccolta firme rivolta a tutti i consigli comunali delle giunte dei comuni attraversati dall'opera, quindi Montecchio, Trissino, Castelgomberto, Cornedo, Malo, in cui chiediamo, con una petizione con una ben dettagliata elencazione delle incongruenze, incompatibilità ambientali, diciamo: ripensate, ristudiate l'opera, riconsiderate le vostre precedenti delibere comunali a favore, rideliberate contro, al di là di legge obiettivo o non legge obiettivo, se i sindaci sono coesi, uniti a difesa veramente del proprio territorio, riescono a farsi sentire e chiedano un'opera sostenibile e diciamo a reale servizio della valle, che sarebbe sostanzialmente il completamento del lotto terzo e quarto della 246.